Piogge fortissime, venti oltre i 100 km all'ora, allagamenti e il fiume Temo nel cuore di Bosa è esondato dagli argini in più punti. Il violento ciclone Poppea si è abbattuto con tutta la sua dirompente forza sulla Sardegna e in particolare sul settore occidentale dell'isola. Dalla serata di ieri una violenta tromba d'aria ha colpito il territorio di Oristano, causando allagamenti nei piani bassi di alcuni edifici e la caduta di alberi. Più di 50 gli interventi effettuati. Maltempo anche in provincia di Nuoro, maggiore criticità nel comune di Bosa, dove il fiume Temo, esondando dalla diga Sant'Ugrispu, ha incominciato ad attraversare l'abitato. A scopo precauzionale evacuate 6 persone in un centro di accoglienza. Alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare, danneggiato il pontile galleggiante. Presso l'ex convento dei Cappuccini è stato allestito per l'occasione un centro di accoglienza. In atto, da parte dei vigili del fuoco del Comando di Oristano e della Protezione Civile, il monitoraggio degli argini del corso d'acqua, oltre 40 gli interventi svolti. Decine gli alberi divelti e i pali pericolanti a causa delle forti raffiche di vento. In più punti le strade, tra cui anche un tratto della statale 131 per Cagliari all'altezza di Norbello, sono state chiuse per consentire le operazioni di sgombero di rami e tronchi. Chiusa per caduta massi anche la strada Premontresta. Interventi anche a Terralba, Cabras, Cuglieri. Disagi anche ad Arborea, dove in corrispondenza dello stagno Sena-Rubia le violenti raffiche di vento e le onde spingono l'acqua sulla sede stradale. In tanti comuni, tra cui Alghero, Guspini, Arbus, San Nicolò Arcidano, Uras, Solarussa, Ales e Porto Torres, per precauzione sono stati chiusi scuole, parchi e cimiteri. All'aeroporto di Alghero, a causa del forte vento, i voli da Roma e Milano sono stati dirottati a Olbia.